Giuseppe, come Marcello, Mortacci, ve odio, cioè già ve odiavo ieri, oggi di più, vabbè, andiamo avanti, non siamo ancora abbastanza. Con tutto quello che avrei da fare. Ardo, no, non conosco nessuno, 992. Mattia, a te tanto ti curo prima o poi. Sentite? Perché c'è un discreto rimbombo, cioè non... Beh... Ciao Luca, oh, finalmente uno... No, Uele che... È colpa tua, Uele, mannaggia. 1300, io le voglio bene. Viviana, ciao Viviana. 1400. Andiamo su. Ma che devo sopportare? No, alla fine è tutto un gigantesco scherzo questo. Come 1500, 1600. Ciao, Uele. Partecipa anche tu all'indegna gazzarra. Senti, ma sbaglio o Roberto si è preso un panino al banco della presidenza e se l'è portato? Vabbè, comunque. Francesco, ciao Francesco. State sentendo? Ciao Luca. 1800, benissimo, d'accordo. 1800, 1900, dai. Allora, esatto, capito? 2000, bene. Ma mi pare che si stia divertendo, dice Manuela. Sai, io sono soldato, come la penso di queste cose lo sapete, ma se mi dicono di farlo, lo faccio. Intanto mi sono messo comodo perché conoscendo l'aula, in questo momento in aula ci siamo tutti noi e poi ci sono un po' di rimasugli degli altri gruppi che stanno praticamente ci stanno facendo compagnia. Siamo, come sapete, a metà della lavorazione cioè quasi al termine della lavorazione del DEF. Questo DEF è un DEF un po' anomalo perché le previsioni di finanza pubblica sono fatte su 2 anni e manca il piano nazionale di riforma, che è un pezzo del DEF. Il DEF, il documento di economia e finanza, che è sempre esistito un documento di programmazione triennale del quadro di finanza pubblica, prima ancora che, diciamo così, venisse normato nel quadro del semestre europeo. Esisteva, io ce li ho credo, la collezione forse dagli anni 90, no? Ho 90 anni di previsioni sbagliate sulla finanza pubblica italiana, perché siccome nella mia tesi discussa nel 93 mi occupavo di sostenibilità del debito pubblico, è chiaro che quello era un documento di riferimento, che però non si chiamava DEF, a quell'epoca aveva un altro nome che adesso non ricordo onestamente. Ho il cartaceo da qualche parte e poi i PDF da una certa data in poi. Questo DEF è elaborato ai sensi della legge di contabilità, che è la 243 del 24 dicembre 2012, da non confondere con la 234, sempre del 2012. Ogni anno c'è un po' un copia e incolla di quello che c'è l'anno prima, cambiano i numeri.
forse da qualche parte c'è ancora analisi degli errori di previsione. Poi sapete che con la legge sul pareggio di bilancio ci siamo caricati un altro ente inutile che scimmiotta il Congressional Budget Office degli Stati Uniti e quindi l'ufficio parlamentare di bilancio, che non serve fondamentalmente a niente se non a infeudare alcuni illustri colleghi del settore disciplinare SEXP 03, che è quello di Scienza delle Finanze. A parte che noi senatori sappiamo sbagliare da soli, ma abbiamo degli uffici che sbagliano molto meno di noi, tant'è vero che regolarmente se uno si legge il loro dossier riesce a spaccare in 7 qualsiasi relazione tecnica che venga dal Ministero, con tutto il rispetto per la Ragioneria dello Stato, quindi non si sentiva il bisogno di questa ulteriore propaggine. Quando voi vi fate tutte quelle seghe mentali su... no, voi no, perché insomma non siete troppo grillini, ma insomma sui costi della pubblica amministrazione ci sarebbe molto da riflettere. Allora, come per ogni documento, anche se non è un disegno di legge in senso stretto, per il DEF c'è una discussione in aula, ci sono dei relatori in sede referente, la sede referente è la quinta, la Commissione Bilancio, e poi ci sono le sedi consultive. Io l'ho avuto nella mia commissione, che è la Commissione Finanze. In sede consultiva, siccome si parla di tasse, chiaramente deve passare da noi. La discussione in sede consultiva si è svolta ieri, incardinamento la mattina, discussione generale, no? Poi dichiarazione di voto e votazione la sera, votazione del parere. Noi abbiamo votato contro come gruppo, ovviamente la maggioranza ha votato a favore. Poi ho firmato il parere è andato al Presidente della Quinta, che nel frattempo ha terminato l'esame, lo hanno portato questa mattina in aula, relazione con il relatore di minoranza, la collega Ferrero, quindi c'era anche il relatore di minoranza, discussione generale che è andata avanti praticamente tutto il giorno. Io questa mattina avevo una riunione di capi dipartimento, per capirci, insomma, di colleghi con cui stiamo elaborando un documento di strategia politica in senso lato, che adesso magari metto qua per farvi capire. Mi sono accucciato ecco, vedete il banco della Presidenza, io mi sono accucciato a una porta laterale, no? Io ho fatto l'intervento in dichiarazione generale che forse avete visto, se non l'avete visto è sul mio canale Telegram, e adesso ci sono state quindi al termine della discussione generale le repliche del relatore di maggioranza, della relatrice di minoranza, la collega Ferrero, poi ci sono state le repliche del governo, del ministro Gualtieri. Io sono andato in sala Garibaldi, mi sono fatto un chinotto, ho respirato un po' di aria fresca e poi siamo rientrati per ascoltare gli interventi di fine seduta, durante i quali poi è esplosa l'indegna gazzarra di cui avete avuto esempi. Adesso suppongo che qualcuno di voi sia molto contento e, come si dice, contento lui, contenti tutti. E io sapete come la penso e continuo a pensarla come la penso. Sì, è abbastanza raro che succeda qualche cosa che mi faccia cambiare idea, però se succede la cambio. Dunque, il DEF è un DEF alla rincorsa. Noi, non so se è chiaro il concetto, ci sono allora, è stato fatto insieme, tanto per capire, in questo periodo di solito si discute il DEF, perché la discussione del DEF è calendarizzata all'interno della procedura del semestre europeo, cioè entro fine mese bisogna mandarlo a Bruxelles, poi Bruxelles ti dà una pacca sulla spalla, eventualmente ti chiede degli aggiustamenti, poi dopo c'è un secondo round, come sapete, a settembre con la NADEF, quello che noi, se c'è la destra al governo, viene fatto usualmente sotto spread, mentre se c'è la sinistra va tutto bene, le cose che sapete, d'accordo? Quindi fino a lì quella è una cosa che succede tutti gli anni. Vi ricordo che questo è il terzo DEF che mi passo, un DEF che mi passo alla opposizione.
Il primo non ero né in maggioranza né in opposizione, perché vi ricordo che appunto essendo ad aprile la discussione, io sono stato proclamato a marzo, il 28 marzo, e il governo è partito il 2 giugno, quindi io ero senatore, ma non ero né in maggioranza né in opposizione, perché vi ricorderete che c'erano delle difficoltà, cioè la difficoltà era come cercare di non far fare il premier a Salvini, parte prima, d'accordo? Il primo volume di una lunga serie di volumi della telenovela Come non far fare il premier a Salvini. Però mi dovetti occupare del DEF, fu una cosa abbastanza interessante perché io non ero né di maggioranza né di opposizione, ma sicuramente non ero piddino, perché quello è proprio un fatto genetico, io ormai ho capito che ci nasci. Io mi sono sbagliato perché pensavo di esserci nato, ma non era così. E il DEF da chi doveva essere fatto? Ma il governo non c'era più, non so se il DEF può essere considerato di sbrigo di affari correnti, di fatto mi dettero un DEF vuoto, cioè un DEF dove c'era solo il tendenziale e non c'era il programmatico perché non venivano prese manovre di politica economica, a parte il far scattare le clausole di salvaguardia, cioè non c'era l'impegno a non farle scattare, se non ricordo male. Chi fa il relatore, chi mi fa il relatore? Ovviamente non essendoci ancora un governo non c'erano neanche le commissioni, ma c'era la commissione speciale in cui per noi c'era la collega Erika Rivolta che se non sbaglio era il vicepresidente e poi è diventato vicepresidente della commissione bilancio, più esperienza, però mi chiamarono a fare la sostituzione in commissione speciale quando io ancora una commissione non sapevo neanche cosa fosse, per fare da relatore del DEF, e quello fu il primo DEF che io feci come relatore in aula. Poi quando sono diventato presidente della commissione finanze mi sono fatto altri 2 DEF, non in sede referente, quindi non come relatore, ma in sede consultiva nella mia commissione, uno al governo l'anno scorso e uno all'opposizione quest'anno, e siamo a 3. Adesso sono altri 2 e poi si vota, spero, no? Perché sarebbe anche ora. In questo DEF qui ha un'altra peculiarità, che la discussione si è svolta congiuntamente alla discussione sullo scostamento, cioè 2 documenti venivano esaminati dall'Aula. Questo piano triennale in realtà di 2 anni e poi la relazione sullo scostamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012, che è la legge sul pareggio di bilancio. Questo per darvi il quadro istituzionale. Le 2 cose andavano discusse insieme, perché la relazione sullo scostamento diceva quanti soldi il governo voleva mettere nella sua manovra economica, e poi c'era il DEF che raccontava delle cose. Ora il DEF è un quadro triennale, quindi idealmente abbraccia 3 manovre. Allora, noi già sappiamo che dovremmo votare un terzo scostamento che ci pare di capire da indiscrezioni del MEF che dovrebbe cubare intorno ai 25 ulteriori miliardi. Nel decreto aprile, che verrà emanato a maggio, questa sera ci doveva essere un Consiglio dei Ministri, ma non c'è stato perché non si mettono d'accordo, quindi questo decreto arriverà a maggio, forse anche inoltrato. Si fumeranno tutto lo scostamento da 55 miliardi. Allora, considerate che solo per la CIG potete immaginarvi che già lì solo sui 12 miliardi partono, perché dovranno estenderla, no? È abbastanza evidente che devono estenderla. Poi non secondo me, ma secondo l'onorevole Garavaglia, che è più esperto di me di queste cose, al decreto liquidità gli mancava un pezzo, per cui un pezzo dello scostamento in qualche modo devono farlo confluire nel decreto liquidità. E poi c'è il tema delle clausole di salvaguardia. Si è scoperto, cioè, come le copri le clausole di salvaguardia in deficit, dicevamo noi, e infatti alla fine lo hanno fatto loro, le hanno coperte in deficit. Non è una cosa intelligentissima farlo adesso, perché potevano farlo con lo scostamento successivo, nel senso che adesso rimangono probabilmente senza risorse, e c'è chi dice che è per questo motivo che non riescono a fare il piano nazionale di riforma, che è un altro pezzo di questa liturgia complessa. Io sinceramente vi devo dire che queste robe non vale più di tanto la pena di leggerle, cioè sono fatte da economisti che non sono, cioè vabbè, non voglio esprimere un giudizio, ma insomma non c'è né un interesse
in termini scientifici né un interesse in termini diciamo di battaglia parlamentare, perché poi dopo la battaglia parlamentare, che tu la conduca a livello diciamo di guerriglia sulle marchette, se ti interessa farlo, o che tu la conduca a livello di più pseudo alto, la fai sulla legge di bilancio, dove o sui vari decreti collegati, tipicamente per me sul decreto fiscale, dove puoi mettere delle norme che vanno a incidere. Cioè io nella mia carriera di 3 anni forse sono riuscito a fare 2 interventi incisivi, 3, me ne vengono in mente 2, una è la flat tax per i pensionati che vengono dall'estero, fatta in legge di bilancio, e una era salvare la pelle alle banche di credito cooperativo della provincia autonoma di Bolzano, intervento fatto nel decreto fiscale. Poi altre cose rilevanti, diciamo, non mi ricordo di averne fatte, avrò anche fatte, ma sto sempre con la testa da tante parti. Bene, e adesso stiamo qui e abbiamo i compagni sui banchi, e in questo momento dovrebbe probabilmente essere in corso una specie di capigruppo, forse i capigruppo si stanno parlando con il presidente Casellati da qualche parte, e non so come stanno le cose. Io credo che fra un po' chiederò a Matteo il permesso di andarmene a casa a dormire, perché poi domattina devo fare un lavoro di coordinamento. Potrei farlo anche in stanza da me, potrei pure dormire in stanza da me, ma sinceramente siccome poi la cosa va avanti, no? Perché visto che il partito qualcosista, l'ala qualcosista del partito ha prevalso, è colpa vostra, e io per questo vi odierò sempre. Andatevi a vedere la diretta di ieri in ginocchio sui ceci, tacci vostri. Andiamo avanti anche domani. Allora io che sto a Roma è più opportuno che sia qui domani, perché un collega che invece se ne sta in Lombardia prende e se ne va, si fa stanotte, si diverte, fa la scampagnata in Senato, una notte in Senato, che è un po' come una notte al museo. Per esempio potrebbe succedere che andando di là, passata mezzanotte, ci accorgiamo che la statua di Garibaldi si anima e si mette a parlare con Vittorio Emanuele e con Cavour. Potrebbe essere una cosa molto interessante, anche molto costruttiva dal punto di vista politico. Sicuramente avrei da imparare più da loro che da voi, però io a voi voglio bene e quindi, come vedete, vi dedico del tempo, perché in qualche modo anche voi siete delle creature di Dio. Avete scritto delle lettere molto belle ieri, le ho ricevute, non posso leggerle perché il telefono è anche la videocamera. Ho visto una madre che mi ha mandato una foto del bambino con una poesia molto molto bella sulla pandemia, che conteneva un verso che diceva: e forse tutto questo è già successo, che vedi, considerata l'età, sicuramente mi sembra che avesse meno di 10 anni a occhio. Io adesso ormai insomma ho perso un po' l'occhio per quell'età lì. Mi è sembrata una poesia interessante e niente, siamo qua aspettando che le statue di Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele si rianimino e si mettano a conversare in sala Garibaldi. Siamo qui con i colleghi. Piano piano si sta sedando il brusio. Ora sono curioso di vedere che cosa succede quando torna, se torna e quando torna il presidente. E comunque la notte è ancora giovane, io non riesco a vedere dunque che ore sono. Eccolo, i locali sono santificati? Sì, dalla mia presenza. Se dicevi sanificati, ho anche messo una mia foto con l'aureola sia su Instagram che su Twitter, quindi effettivamente santo subito. Allora, vediamo un po' di domande. Con cui insomma, gli unici su cui contare. No, ci sta anche l'avvocato Mori. Vedi, Genova e poi Mori. Chi è che urla? Ma un po' tutti, ma che la sala, allora, io diciamo così, ci sono un paio di cose che il regolamento, no? Per non far parlare 20 minuti uno che non ha niente da dire, fanno parlare 10 minuti uno che ha tanto da dire. Anche oggi, per esempio, la collega Gallone è stata sacrificata dai tempi del regolamento, ma lei
ha da dire. E questa è una prima cosa che non va. La seconda cosa che non va è che noi qua siamo quasi sempre amplificati, ma se sentite tutta sta roba qua è perché l'acustica dell'aula è molto buona, il che significa che sinceramente io mi affiderei al darwinismo acustico più bieco, senza amplificazione, dopodiché se uno ha il diaframma e non dice cazzate, gli altri lo stanno a sentire. Se uno non ha il diaframma e barra o dice cazzate, gli altri non lo ascoltano. Cioè, non è che però lui urla nel microfono, perché in questo modo si raggiunge una pressione sonora da pista di decollo di Fiumicino che non fa bene a nessuno. Fino a quando rimango presidente di commissione? Ma io non lo so, mi interessa comodo avere un ufficio un po' più grande, anche se quello della commissione finanze purtroppo è la più sacrificata onestamente come locali, no? Come locali di staff, e avere anche delle risorse, ma mi piacerebbe anche tranquillamente perderci meno tempo e mettermi a fare opposizione, cioè, forse quando non sarò più presidente sarò probabilmente capogruppo, e considerando quanto litigano questi, direi che se passano l'estate, e penso che la passino, se ne riparlerà a settembre, perché è abbastanza difficile che si mettano d'accordo su chi mettere al posto mio, perché io suppongo che voi sappiate che quando si va a votare ci possono essere sorprese, si possono fare agguati. Tipicamente è stato fatto in Finanze Camera, perché il collega Trano ha vinto una presidenza che non doveva essere sua attraverso un simpatico lavoro che fondamentalmente non vi interessa. E quindi può sempre succedere che ci sia la sorpresa, ma normalmente comunque lo stesso fatto che ci sia poi una sorpresa vuol dire che ci si è messi d'accordo per fare un'altra cosa, quindi normalmente prima ci si mette d'accordo. Ecco, questi non li vedo molto lucidi in che cosa vogliono a livello di presidenze, non che non ci siano dei bravi colleghi, per esempio già anche il collega di Italia Viva era stato presidente prima di me, potrebbe tornare ad esserlo, ma secondo me Renzi, fra una presidenza di una partecipata e una presidenza di commissione, diciamo, è sufficientemente rapace da preferire le presidenze delle partecipate, dopodiché non lo so perché non lo sto seguendo, non me ne frega niente di quella roba lì, ma l'unica cosa che mi pare di aver intuito è che bisognerà aspettare almeno settembre. Io sto qui, poi dopo settembre c'è ottobre, io già so che probabilmente avrò un ufficio a largo Toniolo, non mi cambia niente, mi cambia che se piove mi bagno un po' per arrivare in aula, ma la distanza è più o meno la stessa, perché è un edificio dal lato dell'aula, no? Quindi dal lato di San Luigi dei Francesi. Adesso il mio ufficio è tutto all'opposto, è praticamente a Sant'Eustachio. Passo dentro, ma devo attraversare 2 palazzi per arrivare in aula. È una discreta passeggiata. Gualtieri sapeva cosa stava leggendo, ma Gualtieri avrà avuto un discorso scritto dalla sua segreteria tecnica. Penso che più o meno, cioè, sicuramente ha abbastanza esperienza parlamentare da sapere cosa c'è successo. Ciao Ro, ecco, così c'è pure benvenuta. Sì, grazie Sonia, ma io lo so, non c'è bisogno che mi rompiate le scatole, potremo anche le colleghe. Noi la seguiamo, ma la Lega probabilmente no. Io sono affascinato da questa cosa che tutti sanno meglio di me che cosa succede nel mio partito. Devo essere proprio un coglione, chissà come sono arrivato qui. Questo, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Quindi lei darebbe più fastidio non facendo il presidente di commissione? Beh, insomma, io pensavo di avervi fatto capire, mi rendo conto che
non si è mai sufficientemente chiari. Non è che il Presidente di Commissione può fare il matto. Diciamo, già ieri, quando Claudio ha, secondo me giustamente e equilibratamente, puntualizzato alcune lievi imprecisioni proferite dal nostro adorato ministro Gualtieri, si è spinto abbastanza al limite di quello che è il ruolo di un presidente, perché il presidente non è che può, forse alcuni presidenti, per esempio il mio predecessore Baldassarri, neanche facevano domande, o se le facevano si andavano a sedere nei banchi della commissione e non del banco della presidenza, cioè devi separare il ruolo di direttore dei lavori da quello di partecipante ai lavori, quindi sicuramente dopo per loro sarà molto peggio avermi davanti che avermi a fianco, questo è ovvio. L'unica, diciamo così, che cosa potrò fare di meno? Allora, il Presidente, intanto adesso, la verità è che l'attività parlamentare è molto bloccata. Io già avevo in mente come Presidente posso decidere di che cosa si parla e quindi di costringere quantomeno la maggioranza a dire se voleva o non voleva prendere in considerazione alcuni disegni di legge. C'è un lavoro politico di quel tipo da fare, con l'attività parlamentare in questo momento limitata solo agli atti di governo sostanzialmente, quindi alla conversione dei decreti e all'attività consultiva sugli schemi di decreti legislativi, questa roba qui, tutta una serie di cose di lavoro politico. Per esempio noi abbiamo sempre incardinata da noi la riforma della governance della Banca d'Italia, abbiamo incardinata da noi la legge sugli NPL, abbiamo una serie di cose interessanti, però non si possono fare, quindi in realtà mi avvio a non essere più presidente dopo una lunga fase in cui essere presidente mi serve a poco, a parte avere l'ufficio e avere un po' di staff che però, diciamo, ho fatto crescere da altre parti, perché poi mi dispiaceva farli arrivare a fine mandato, tagliarli. La cosa ha anche funzionato bene, perché tutta una serie di cose che mi servono nella vita normale in questo periodo non mi servono. Perché non fate ricorso al TAR contro i decreti incostituzionali di Conte? Sì, io penso che faremo dei ricorsi al TAR, ne abbiamo parlato, questa è una cosa che, diciamo così, la vulgata dice il popolo non la capisce, però la capisce lui e quindi va bene così. Qua abbiamo un Claudio Burghi che anche lui sta occupando. Sì, perché l'occupazione è parallela. Io non sento una persona che urla, cioè, anzi adesso l'aula è calma. Le partite IVA hanno cominciato a consegnare le chiavi ai sindaci, che ne pensa? È che se no non staremmo qua dentro. Ne penso che alle riunioni, diciamo, chiamiamo di segreteria politica, insomma, di coordinamento con l'onorevole Guidesi, che come sapete è il responsabile del, diciamo, Dipartimento Attività Produttive, quindi intrattiene rapporti più assidui di me con i rappresentanti delle categorie. Lui ritiene che il 22% delle partite IVA non riapriranno. E d'altra parte, se questo governo non è riuscito a far arrivare nulla, è un dato oggettivo. Chi non ha liquidità non riapre. Il dissenso fra i senatori grillini, sai, cioè lì il tema, purtroppo adesso vedete i danni di una certa demagogia, perché se il senatore Grillino avesse avuto il vitalizio avrebbe conservato la dignità, cioè mi prendo il vitalizio e ma non è costo dei vitalizi, non lo so, forse loro vi hanno raccontato che sono tanti soldi, ma non sono tanti soldi, perché adesso
tutte queste partite IVA che chiudono allo Stato costano molto di più, no? Del vitalizio, è tutta IVA che non entra, banalmente, per non parlare di quello che costa a chi chiude, perdere i sacrifici di una vita. Perché? Perché abbiamo una democrazia ingessata da questi qui che, poracci, hanno l'istinto di sopravvivenza. Che cosa gli vuoi dire? Che non devono averlo l'istinto di sopravvivenza? Perché? Cioè, perché non puoi essere così cattivo, cioè, loro cercano di sopravvivere, oggettivamente sono stampelle del PD e di un sistema che dalla sua cuspide in giù cerca solo di assicurare la vita al PD. Se la vita del PD è la morte delle partite IVA, oggi avevo, diciamo, insight da una riunione del PD che fondamentalmente, diciamo, il loro punto di vista si articola su due cose. Il primo, ma loro lo teorizzano, ma lo teorizzavano anche, diciamo, quando io ero lì in altra veste. Adesso ci sono perché, come avete visto, ho l'aureola e quindi sono ovunque e sono anche lì. Oggi a una riunione del PD sono state teorizzate due cose. Primo, il darwinismo, sempre, cioè questa crisi è anche un'opportunità perché ammazzerà le aziende che non meritano di sopravvivere e quindi la produttività crescerà, che è il tipico ragionamento del PD, no? E secondo, non facciamo arrivare i sussidi, che è come fargli una patrimoniale nascosta, perché quelli che sopravvivano cacciano i soldi loro per sopravvivere e quindi è come se implicitamente li tassassimo il loro patrimonio, sulla base del presupposto che chi ha messo da parte dei soldi lo ha fatto perché è disonesto. Qui è dove fra PD e 5 Stelle c'è il raccordo ideologico, cioè sull'invidia sociale. Quindi queste sono le loro due cose, no? Cioè loro vivono questa fase come facciamo una patrimoniale senza che la gente se ne accorga e contribuiamo alla produttività del paese uccidendo le aziende che non meritano di sopravvivere, che è una cosa fantastica. Quindi noi avremo questo fresh start. Vedo, diciamo, disordine fra i commessi, ma insomma mi pare che ci sia una frase. Cioè loro la pensano così. Allora, rispetto a essere in mano a persone che la pensano così, non sarebbe dei soldi per andarsene e far lavorare chi sa lavorare. Cioè, non vi hanno raccontato le cose in modo da fare i vostri interessi. Oggi, per esempio, mentre il mio discorso era articolato sul tema della necessità, almeno in questa fase, ma direi in generale se si vuole tutelare il lavoro, di utilizzare lo strumento della monetizzazione del deficit, che è stato uno strumento ammesso in diverse e lunghe fasi della storia, e che in Europa ha smesso di essere parte degli strumenti considerati a partire dal Trattato di Maastricht in poi. L'effetto collaterale, la controindicazione di questo strumento politico è evidentemente la possibilità di no, non semenano, che sorga inflazione. Allora perché vedete, poi uno vi vuole, vabbè, ma a voi chi ha detto che l'inflazione è contro i vostri interessi? Ve l'hanno detto dei giornali posseduti mediamente da milionari, in cui peraltro i suddetti milionari buttano pozzi di soldi perché oggi non c'è un giornale che non sia in perdita. Questo vi dovrebbe dire qualcosa, cioè il milionario è un filantropo, investe dei soldi per fare il vostro interesse dandovi un'informazione corretta sull'inflazione? Siete veramente sicuri che sia così? Ecco, se siete veramente sicuri, forse una volta eravate grillini. Funziona così, non c'è tutta questa filantropia, è nell'interesse del lavoratore. Però adesso, siccome siamo nel 2020 e nelle economie capitalistiche le cose vanno così da almeno 3 secoli in una forma assolutamente identica a quella attuale, non voglio insultare l'intelligenza di chi l'ha capito,
e non voglio neanche ledere il diritto a non capire una mazza di chi non l'ha ancora capito. Liberi tutti, chi vuole se lo studia. Perché non vengono emessi BTP solo per italiani? Ma veramente c'è il BTP Italia? Adesso ne fanno una collocazione, cioè un'asta a maggio. I vitalizi comunque sono l'ingiustizia sociale. Grillino, non hai proprio capito una mazza di quello che ti ho detto finora. Niente, non c'è niente da fare. D'altra parte, come dicevo l'altro giorno, se noi siamo passati dal 17 al 30%, chi ci siamo raccattati? 30% ipotetico. Visto che gli altri sono passati dal 30 al 12, facile che qualcuno venga da là. Ecco, io proprio... bisogna trovare un test anticorpale, cioè, non lo so, fare qualche cosa per capire, perché ci sono dei portatori asintomatici di grillismo, ma saltano fuori. Io anche alle riunioni del partito li vedo. Prima di mollare l'osso, questo capitalismo mozzerà il suo vero volto. Bah, sì, può essere. Questa cosa dell'inflazione l'ho detta anche alla scuola di formazione politica, meno male che te la ricordi, perché questo è fondamentale. L'autodichiarazione in cui certificano qualità non apre fra l'altro questione di qualità, ma quella delle autocertificazioni è una cosa, vabbè, non so, non l'abbiamo voluta noi. Meglio l'inflazione che una moneta che paghiamo. La paghiamo? Si riesce a reintrodurre la separazione fra banche commerciali e banche di investimento. Questo è un tema che era anche nel programma. Secondo me no, lì ci vuole una guerra mondiale. In questo momento io credo che voi capiate quali sono, diciamo, i rapporti di forza sociali prevalenti, e credo che capiate anche perché ci odiano, no? Perché vabbè, la Camusso si è espressa sull'inflazione come una tassa iniqua, ma il sindacato italiano è stato il servo sciocco del capitale finanziario. Era ovvio che si esprimesse così, no? Perché era ovviamente a favore della deflazione, che uccide il lavoratore perché la puoi ottenere solo con la disoccupazione e sposta ricchezza dal debitore al creditore, al capitalista, al rentier. Ma loro, sai, cioè, con tutto il rispetto, per carità, non la conosco, ma quanta familiarità può avere con l'aritmetica questa gentile signora, o con il marxismo, o con un minimo di analisi materialista? No? Niente, cioè a questi qui mancano le basi del loro mestiere. D'altra parte sono tenuti in vita, ecco, per esempio un pezzo del Cura Italia, quello che metteva il sindacato come il prezzemolo dappertutto, ritardando l'erogazione della CIG, era chiaramente un regalo fatto dal PD fondamentalmente al sindacato, perché da quando, altra cazzata che molti di voi hanno voluto, non vengono più finanziati con il finanziamento pubblico i partiti, i sindacati sono rimasti per la sinistra una base logistica di importanza fondamentale. Cioè in Emilia Romagna quelli gli organizzano i pullman che portano anche le salme a votare, no? Cioè organizzano le feste, e quindi gli devono dare qualcosa in cambio. Se poi la cosa che gli danno in cambio è una cosa irrazionale che ritarda la ripresa dell'economia, cioè, questo fotte sega, cioè loro hanno bisogno di ricambiarsi favori a vicenda. Perché non si dice che siamo sotto tutela dell'UE? Io non l'ho mai detto. Ma veramente? Vabbè, adesso mi documento, poi se è così. Se non ora quando? Dopo, se non ora dopo. Prevedo che il PD prima di agosto faccia fuori Conte. No, io prevedo che prima di agosto Conte si faccia fuori da sé. A parte il fatto che è evidente, ma poi ieri ho avuto un'appassionante discussione con il senatore Siri sugli archetipi, e mi ha spiegato che lui è l'archetipo di quello che si fa fuori da sé. Mi ha abbastanza convinto. Ci atteniamo... vabbè, lo so, la CGIL è andata così, ma io non so se il sindacato negli altri paesi ha fatto molto meglio, perché torno a dire, ci sono delle dinamiche oggettive, cioè il sindacato, chi difende il lavoro in un'unione monetaria è oggettivamente messo all'angolo.
c'è qualche grillino che vuole rompere con il suo partito, bah, secondo me sì, però non sono cose su cui sto lavorando io, insomma. Finché il mio compito era tenere insieme le due anime della maggioranza, facevo quello. Ora che il mio compito è creparli, li crepo, cioè sono un professionista, faccio quello che devo fare. Beh, la magistratura no, sta intervenendo su altre cose, ma lui si autoelimina, non c'è neanche bisogno di passare da lì. C'è anche cioè se ti attaccano i vescovi, ti attacca il Presidente della Corte Costituzionale, ti attaccano tutta una serie di Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, alcuni prima, alcuni dopo che il tema viene portato in aula, porti il tema in aula, ti ringrazia il mondo. Dalla Palombelli stiamo dicendo che Fratelli d'Italia oggi pomeriggio in televisione, per cui forse erano distratti. Arrivare il senatore De Bertoldi in Commissione Finanze per la consultiva sul DEF, non sapevo che c'era la manifestazione dove si sono messi lì davanti a Montecitorio, diciamo, gli avamposti del qualcosismo, ma mica mi sono incazzato, cioè, ho aspettato il collega De Bertoldi che mi sta molto simpatico, fine della storia. Poi se vogliono restare restino, cioè, ci parli del dopo Conte? No, parlatemene voi che siete tanto bravi, perché io dopo Conte non so, cioè io penso che il degrado non sia ancora finito qui fino a che non si sanifica veramente l'aula e non dai virus. Il degrado ci sarà, l'ha detto Molinari, e quello che dice Molinari ha una certa tendenza a succedere. Il prossimo programma della Lega cosa scrivete con i rapporti economici con la UE? BCE o Italexit? Non capisco cioè in questo momento tu vuoi crepare di fame? Crepa di fame, non c'è mica bisogno che ti facciamo crepare noi. La sinistra e la fissa, ma loro sono sempre in disaccordo. Ah, ho capito, c'è un gnagneismo sovranaro. Mamma mia ragazzi, perché siete così? Cioè, c'è qualcuno che non capisce perché noi stiamo chiedendo che la BCE intervenga. Cioè, la cosa giusta da fare sarebbe dire euro cacca pupù, buttarsi in terra in aula, sporcarsi tutto e farsi portare via a spalla dai commessi. Interessante, io non so che lavoro fai, ma sicuramente nel tuo lavoro avrai successo, nel mio non credo. Riusciremo ad andare al governo prima o poi? Cioè nel senso, riuscirete? Noi? Voi? Sì. E vabbè, adesso Barca e Giovannini, beh, per forza, sì, fanno delle cose che piacciono ai grillini. Tutti in giro ad infettarsi, ma adesso il grande tema è se questa cosa riparte o no. C'è chi dice che riparte, c'è chi dice di no. A differenza di tante altre ipotesi, questa è un'ipotesi verificabile in tempo piuttosto breve, o riparte o non riparte. Mi sembra che nel frattempo si stanno facendo dei progressi sulla comprensione della malattia, no? Mi sembra che se ci fosse una seconda ondata, intanto tutti noi abbiamo imparato a avere dei comportamenti molto più igienici, abbiamo imparato a me sono sempre stati sui coglioni quelli che quando avevano l'influenza venivano lo stesso a scuola a lavorare e ti rovinavano. Il tempo mi ha reso giustizia anche. Ricordo la presentazione del suo libro all'Università Politecnica delle Marche, sì, me la ricordo anch'io, nel 2014, rimasta nella storia. Sì, beh, lì c'era sì, quello è stato ma lì, cioè,
Vabbè. L'aria che tira nella Lega, sì, Burioni ha detto riparte e quindi non riparte. Questo effettivamente Burioni è abbastanza una garanzia. L'aria che tira nella Lega, si lavora, si cerca di allineare le proposte sui vari tavoli in un progetto coerente, si cerca di parlarne con voi, tanto con loro è inutile parlarne perché non ci ascoltano. Conte e carne da macello, sì, onestamente io non so. Vabbè, io credo che non abbiano capito. La corte tedesca non. Dunque, io stavo dicendo da giorni che non mi interessa, in base al solito principio che se fosse una cosa interessante voi non la sapreste e quindi mi rompe i coglioni quando mi chiedete che ne pensa, perché se voi di una cosa sapete che esiste e chiedete il mio parere, quella cosa è irrilevante. Il 99% sta nel fatto che di che cosa parlo lo decido io. Peraltro oggi, se seguite Borghi, e se non lo fate peggio per voi, avrete scoperto l'ovvio, cioè che in audizione Banca d'Italia ha detto che la sentenza di Karlsruhe riguarda solo la Germania e noi no. Compagno Triolo, assolutamente sì, ma io non sono stato in posti di cui non abbia un ottimo ricordo. Chi decide se riparte il Covid? Ma lo decide il Covid. Lo scopriremo solo vivendo. La Calabria domani apre bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Non lo sapevo. Vediamo che succede. Adesso fra un po' vado e mi informo su quello che succede. Cosa pensa che faranno i vari gruppi parlamentari? Faranno un altro governo con dentro Forza Italia? Ma può darsi. Può darsi. In questo momento Berlusconi soffre molto con l'apostrofo, ma insomma sono fasi, poi si cansano, va bene così. Voi pensate la figata di avere Travaglio costretto a parlare bene di Berlusconi. Anche lui è soldato, io lo capisco. Se riparte Covid non faranno votare e non voteremo. Boh. Cosa impedisce di fare tamponi a tappeto? Beh, su scala italiana suppongo che non siano attrezzati per farli semplicemente, non è che. Poi sapete che l'OMS prima ha detto che non servivano, poi che servivano, sapete che il SUS sono battuti, l'hanno fatti, ha funzionato, ma se si usano i mesi estivi per prepararsi, no? Per prepararsi, perché adesso hanno capito che qualcosa c'è, visto che fra l'altro sta succedendo qualcosa, no, i colleghi che si divertono. Travaglio e Grillo che devono accettare Berlusconi è fantastico, dai, cioè. Dopodiché, sapete, se devo giudicare i vostri elettori dai nostri, è capace che i loro elettori continuerebbero a votarli, Non vi ho fatto un complimento, ma l'ho fatto con molta eleganza. Io cosa faccio qui? Ma secondo me fra un po' me ne vado. Anche perché non sta succedendo niente. Mi fa piacere stare con Matteo, ma è più utile per anziché bermi un chinotto. Sì, ma grazie per dirmi cose che so. Parlate di cose molto poco interessanti stasera, però va bene così, diciamo, normalmente sono io che parlo. Siamo a 51 minuti, abbiamo passato abbastanza tempo insieme,
Adesso vado a vedere che succede. Ma gli elettori grillini hanno già digerito il PD, come potete pensare che non digeriscano anche Berlusconi? Cioè, stiamo parlando, onestamente, cioè, cerchiamo di capirci, qui non è un problema di opinione, di, diciamo, visione politica, d'accordo? Loro rappresentano uno scarto antropologico, vogliono rappresentare uno scarto antropologico. Quindi non potete prevedere le loro reazioni sulla base di un ragionamento razionale del tipo: io sono un salariato, sto con chi difende il salario, io sono un cattolico, sto con chi difende la fede, io sono ricco, sto con chi difende i ricchi. No, loro sono viva Peppe, cioè poi Peppe può fare il cazzo che gli pare, sarà sempre viva Peppe, cioè, perché la distruzione della politica intesa come arte della mediazione degli interessi e quindi prima della rappresentazione degli interessi e quindi presupposto necessario per capire qual è il tuo interesse, allora è stata preclusa da questo esperimento di ingegneria sociale, quindi non potete aspettarvi che loro razionalmente si rendano conto, lo vedi anche a livello di personaggi, di personale parlamentare. Esatto, non dovevano allearsi con nessuno, saranno quelli che si alleeranno con tutti. Ne ha fatti tanti di danni il grillismo, però è stato costruito per farli e ha funzionato bene. Ci sono state esperienze simili anche in altri paesi e hanno funzionato meno bene. Le bimbe di Conte non so che cazzo sia, perché qua in Parlamento non ci stanno. Continuano a dire che è colpa delle... Questa è una scemenza, intanto colpa loro perché non hanno accettato la nostra proposta, che è analoga a quella che poi è stata implementata in Francia, e intanto poi il discorso varrebbe per la cassa integrazione in deroga eventualmente, perché lì sono coinvolte le regioni, non per l'altra cassa integrazione. Noi avevamo proposto una procedura semplificata dove l'INPS accettava con silenzio assenso in 48 ore, l'accordo sindacale veniva fatto nei 2 mesi successivi, c'era questa verifica da parte del sindacato e le prestazioni venivano anticipate dal sistema bancario. Scusate, allora la Presidente, quello che parla è il questore. La conferenza dei capigruppo, date anche le circostanze sanitarie in cui ci troviamo, che tutti noi conosciamo, ha dato però l'indicazione di sgomberare l'aula e pertanto chiedo a tutti i colleghi presenti di veramente lasciare l'aula del Senato in questo momento. Grazie. Devo andare a fare il quadrato, ragazzi. Ciao ragazzi, vi lascio che vado a vedere quello che succede.